Oggi vi voglio ancora parlare di prati. È uno degli argomenti più belli che possiamo ad affrontare e ad aiutarmi c'è sempre il mio amico Diego della GeoGreen, uno dei massimi esperti in questo settore. Una delle cose principali che mi sono sempre trovato in difficoltà ad affrontare con i clienti è dare il consiglio giusto nell'irrigazione. Quando irrigare e quanto irrigare. Ora Diego ci aiuterà a capire cosa possiamo fare per migliorare le irrigazioni nel nostro prato. L'irrigazione è fondamentale per il prato. Sì. Ci sono due tipi di irrigazione, quella di soccorso e quella di mantenimento. Quella di soccorso si può dare anche in inverno se il periodo di siccità, diciamo, è prolungato e le temperature si stanno alzando e magari sono 2 mesi che non piove. Quindi tu ci stai dicendo che nei periodi anche nei quali noi abbiamo il nostro impianto che è scarico e che è chiuso, il nostro prato potrebbe avere bisogno di acqua. Sì, solitamente all'uscita dell'inverno, quando le temperature si alzano, il nostro prato vede la luce del sole, le giornate si allungano, cerca acqua, noi non temiamo più le gelate perché sta arrivando la primavera, attiviamo il nostro impianto di irrigazione e facciamo un giro di irrigazione per far sì che il nostro prato parta senza... Quindi noi vediamo che durante l'inverno non piove tanto, tac, andiamo ad anticipare l'irrigazione che serve al nostro prato per mettersi in moto, quando le temperature iniziano a essere, mi pare di capire, sopra i 5 gradi. Sì. Poi invece c'è l'irrigazione ordinaria, che invece quella deve avere una certa frequenza e una certa quantità di acqua. Quanta acqua dobbiamo dare al nostro prato? Allora, c'è un dato scientifico, c'è un dato riconosciuto per dire questa è l'irrigazione più corretta da fare come quantità? Io vi posso dare una media, perché l'Italia è grande, dalla Sicilia a Bolzano e le cose sono molto diverse. Comunque una buona irrigazione deve essere come un temporale. La media deve essere dai 15 ai 20 mm di acqua ogni irrigazione. Quindi 2 centimetri di acqua, però io nel mio prato come faccio a sapere che quella quantità di tempo là corrisponde ai 2 centimetri? Come posso fare? Allora, Maurizio, tu devi prendere dei contenitori cilindrici, tipo delle scatolette di tonno di media grandezza, e ne distribuisci una decina o dei contenitori di plastica che puoi acquistare ovunque. Basta che siano cilindrici, non conici. Sì, cilindrici, che tu distribuisci sul tuo prato a un paio di metri dai bordi e poi anche disseminati nel centro. Fai andare il tuo impianto di irrigazione per 10 minuti. Lo spengo. Dopo? Prendi le tue ciotoline e le metti in un piano, in un davanzale, dove con un classico metro da muratore misuri quanto ne è uscito e da lì mi regolo quanto darne. E questa è per la quantità. Ma con che frequenza? Come faccio io a capire quando il mio prato ha bisogno di essere irrigato? Dipende dal tuo terreno. Quindi se tu hai un terreno che drena molto, un terreno sabbioso, il tuo arco tra un'irrigazione e l'altra è più ridotto. Se tu hai un terreno pesante, può essere che tu irrighi anche 2 o 3 volte al mese. Poche volte. Poche volte. Quindi una volta stabilita la frequenza, come faccio io a farmi aiutare per capire questa frequenza quanto deve essere? Allora, puoi utilizzare uno strumento come questi igrometri a bacchetta. Sono igrometri che si trovano in commercio facilmente, si piantano circa 4 dita alle profondità dell'apparato radicale e ci dicono quando il prato è asciutto. Noi dobbiamo... Loro hanno una scaletta che mi dicono bagnato, asciutto, troppo bagnato. Alla fine dell'irrigazione deve essere la lancetta verso il massimo, verso il blu, diciamo, quello troppo bagnato, e prima di fare l'irrigazione successiva dobbiamo avvicinarci al rosso. Questa alternanza fa sì che il nostro l'apparato del nostro prato diventi sempre più grande e più efficiente, un prato robusto. La frequenza di irrigazione varia anche in base al mese, quindi se a maggio non piove, facilmente noi avremo 3-4 irrigazioni in un mese, quindi una ogni 7 giorni, una ogni 10 giorni. A luglio il nostro prato si asciugherà molto più velocemente perché ci sarà più caldo e più evapotranspirazione ed è facile che noi dobbiamo anche irrigare 2 volte a settimana, tutto dipende dal nostro terreno. Bene, quindi abbiamo capito qual è la frequenza di intervento con le irrigazioni e abbiamo qualche strumento a disposizione, o se conosciamo bene il nostro prato lo possiamo fare, ma soprattutto abbiamo capito che le irrigazioni molto frequenti sono quelle che probabilmente possono creare problemi da un punto di vista sanitario, e anche, oltre alla frequenza, la quantità da dare al nostro prato. Quindi a questo punto ringraziamo il nostro amico Diego e ciao a tutti e buona irrigazione.